Allora, detto per l'energia elettrica, parliamo anche di acqua, perché anche l'acqua, a parte che quest'estate avevamo anche problemi di acqua, sì. Però cosa suggerite? E allora, aspetta un secondo, energia elettrica, usando le lampade a LED, tenendo il frigo da almeno 10 cm dal muro, non riempirlo troppo, chiudendolo, lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, su programma Eco, sfruttando il calore residuo, quello che tra l'altro aveva accennato prima, del forno per terminare la cottura, 160 euro l'anno. Sì. 160 euro l'anno, non è poca cosa. L'acqua. L'acqua. Chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, ci si insapona, insomma ci si fa la doccia. Quindi ci si lava, poi quando si apre il rubinetto, poi si chiude. E la stessa la doccia, ci si bagna, si chiude il rubinetto, ci si insapona e poi accortezza, esatto. Invece che tenere sempre l'acqua che scorre. Sempre l'acqua corrente che scorre. Esatto. E la stessa cosa anche quando laviamo i nostri piatti. Il frangigetto, ad esempio, diminuisce il flusso dell'acqua, quindi utilizzare il frangigetto nei propri rubinetti. L'acqua di cottura della pasta possiamo utilizzarla ad esempio una volta raffreddata per bagnare le piante, insomma fanno un utilizzo diverso. Ad esempio, purtroppo, non so per chi magari piace fare il bagno, però la doccia consuma molto meno acqua rispetto a una vasca da bagno. Con queste strategie, esatto, utilizzare magari più la doccia piuttosto che la vasca, e qui si arriverebbe a risparmiare sui 30 euro l'anno, che anche qui non sono pochi d'acqua. Assolutamente. Gas, anche qui, gas ti porta 135 euro all'anno se fai che cosa? Allora, manutenzione periodica della caldaia e dei termosifoni, manutenzione degli infissi, perché molto spesso vi è un dispendio energetico proprio perché gli infissi sono di ultima generazione, quindi sono vetusti e vi è un dispendio energetico, una fuoriuscita di calore all'interno delle nostre abitazioni. Beneficiare degli incentivi statali per quanto riguarda gli ecobonus e contenere gli sprechi abbattendo anche l'impatto ambientale, per cui cercare... Gli sprechi quali sarebbero del gas? Allora, le caldaie ad esempio, le caldaie che non siano di ultima generazione hanno degli sprechi veramente importanti, quindi a volte sarebbe l'ideale utilizzare una pompa di calore anche per il riscaldamento invernale come per il raffreddamento estivo rispetto alla caldaia consuma tradizionale. tanta più energia elettrica, si è scoperto. Si se consuma andava energia... bene prima, adesso invece è diventata consuma energia elettrica, è vero, però nel tempo, siccome scalda molto più velocemente, quindi viene utilizzato con un periodo di tempo molto più ridotto, per cui il costo energia elettrica e gas è diverso, si spende meno di energia elettrica per riscaldare che di gas per riscaldare. Chiaro. Allora, spesa alimentare, ecco qua ci si può un po' sbizzarrire, perché in realtà fai la lista della spesa controllando cosa hai già in dispensa. Perché molto spesso sprechiamo. Al supermercato acquistiamo di tutto un po' e di tutto troppo. Quindi l'importante, l'ideale sarebbe veramente controllare la propria dispensa, fare stilare una lista della spesa di quello che è necessario e poi magari il superfluo lasciarlo un attimino in secondo piano. Esatto, sì. Rinunciare. Oppure vedere anche le offerte, perché poi dopo dedicare il tempo alle offerte, agli sconti, ai coupon, ai bonus che ci possono essere dei vari supermercati, acquistare frutta e verdura di stagione. Sappiamo già che la verdura e la frutta già tagliata e imbustata ha un valore maggiore rispetto alla frutta e alla verdura che si compra. C'è anche questo aspetto che anch'io ho fatto questa riflessione, perché tendenzialmente ero ritornata alla frutta, alla verdura, lava e tutto, e poi mi sono accorta che la verdura lava e tutto, però butti via, perché se non la mangi subito, e non è detto che necessariamente la mangi subito, ti trovi che poi purtroppo imputridisce, si rovina, quindi butti via le foglie, quel che ti resta pari e patta con quella che compri in sacchetto, che ti dura di più, quindi bisogna stare anche a fare delle valutazioni sul consumo effettivo. Bisogna vedere quanto si consuma e come si consuma, che dicevamo anche prima, bisogna stare attenti agli sprechi, quindi se io so che il consumo che ho di quell'alimento è nel breve termine, nel breve tempo, comprerò l'alimento già da lavare, da tagliare, piuttosto che l'alimento già confezionato. Assolutamente. E poi confrontare attenti un'altra cosa truccata
trucchetto che fanno, che poi ha un nome tecnico, se non me lo ricordo più, prima leggo il messaggio. Vi sto seguendo e sono andato sul vostro sito per curiosità e ho visto il discorso dell'esonero dal canone TV dopo i 75 anni. Sì. Ma l'esonero è su richiesta o in automatico da parte dell'ente? Mia nonna ha 89 anni, se non ce l'ha l'esonero, è possibile richiedere indietro i canoni pagati non dovuti? Grazie. Sì. Allora, l'esonero per gli ultra 75 anni per quanto riguarda il canone RAI è legato anche questo al reddito. Ci deve essere un reddito annuo considerate le 13 mensilità che non deve superare gli 8.000 euro. E quindi il solito discorso è la minima, 516,37 euro per le 13 mensilità. Quindi non avere la casa in proprietà neanche. Esatto, no, ma guardano solo il reddito annuo, solo il reddito annuo. Quindi una persona che ha la casa in proprietà ma la minima, però non la reversibilità? No, solo la pensione minima. Loro guardano la reversibilità, tutto il resto non conta. Ah, quindi una signora che per esempio prende la reversibilità dal marito che è morto e ha lei la minima perché era casalingo, che so io, con la casetta in proprietà può ottenere l'esenzione. Può ottenere l'esenzione chiedendola. Se gli anni precedenti aveva diritto a questa esenzione, possiamo chiedere il rimborso, anche il rimborso degli anni precedenti. Ci sono 2 moduli che devono essere compilati ed inviati all'Agenzia delle Entrate. Servono anche le fatture energetiche perché il canone va in fattura, in bolletta, quindi per chiedere la restituzione degli importi versati gli anni precedenti c'è bisogno della fattura, del numero della fattura nel quale gli importi venivano calcolati e addebitati. Chiaro, perfetto. Un altro messaggio: e dove si attaccano con i cavi direttamente al pilone dell'alta tensione? Sì. Tutte strategie che si trovano e che ci sono purtroppo. Sì. E l'altra cosa è controllare i prodotti. Adesso c'è l'altra furbizia che ho notato in diversi supermercati eccetera, che lo stesso prodotto in confezioni più piccole o con minor peso lo mettono al prezzo di prima o leggermente ritoccato anche quello. Esatto. E lì è una grossa scorrettezza. Secondo me lì dovrebbero intervenire le associazioni consumatori, perché questa è veramente una cosa scorretta. Se euro un chilo non mi puoi mettere 750 e così via dicendo. Nei ristoranti poi la cosa è talmente palese, cioè il piatto di pasta di prima diventa mezzo, però il prezzo fanno fulmine lo stesso, addirittura aumentato. Questa è una cosa estremamente scorretta. State facendo qualcosa anche per questo? Sì, noi stiamo controllando, comunque vi è sempre un controllo per quanto... Fare le segnalazioni anche a voi? No, ma infatti noi stiamo segnalando, man mano che poi anche gli utenti si rivolgono ai nostri sportelli, noi abbiamo tutte le segnalazioni necessarie. Cioè io dico, anche se c'è il prezzo, cioè se è cambiato il peso, però ti trae in inganno. Trae in inganno perché tu quel prodotto fino a ieri ne prendevi 90 grammi e dopo diventano 75. Questa è una cosa fissa che ho controllato. Infatti dobbiamo sempre controllare anche quando noi facciamo la spesa, insomma, acquistiamo i prodotti. Dobbiamo fare proprio un controllo molto preciso di quello che acquistiamo, di cosa acquistiamo, di come l'acquistiamo. Assolutamente. Conto corrente, conservare con cura i documenti che ti invia la banca. Le operazioni online, che anche qui vabbè, e poi verificare gli eventuali costi di utilizzo delle carte delle domiciliazioni. Perché purtroppo l'utilizzo della carta di credito del banco, ma domiciliazioni bancarie hanno dei costi annuali. Molto spesso magari l'utente non lo sa, il consumatore non lo sa. Comunque quello della spesa alimentare si può arrivare a 1.000 euro l'anno? 1.000 euro l'anno con queste accortezze, sì. Che non è poca cosa. No. La telefonia mobile, anche qui... questo è un cruccio. Sì. Bisogna controllare se ci sono servizi accessori al pagamento, questi te li mettono, basta digitare un ok, un'app, se è finito, fare un controllo periodico delle offerte del mercato e combinare quelle più vantaggiose. Questo è un dato di fatto. E fare sempre attenzione perché magari molto spesso dei contratti di telefonia hanno anche questi un periodo di tempo, hanno un'offerta che è legata a un periodo di tempo, per cui nel momento in cui io sottoscrivo un contratto devo fare molta attenzione al periodo di tempo per il quale io poi per il quale il contratto è in essere, perché molto spesso ci si rivolgono ai nostri sportelli degli utenti che switchano da una compagnia telefonica all'altra, avendo un contratto in essere magari di 48 mesi, switchano prima, quindi fanno il passaggio, la migrazione ad un'altra società e quindi nelle fatture, nelle bollette ci sono i costi di recesso anticipato. Queste sono pesanti. Allora qua un bel controllo, 100 euro all'anno di risparmio, ma la cifra più grossa la vedo sul mutuo, 1.128 euro di media.
Ovvero, che cosa c'è qui? Un altro messaggio: ho ricevuto una bolletta di acqua di euro 1200 per il discorso adeguamento, ma sino a che periodo posso andare indietro nel tempo? Non c'è un obbligo di ricalcolo ogni tot anni? Allora, io farei attenzione che non vi fossero delle perdite occulte perché ricalcoli fino a 1200 euro mi sembrano esagerati. Adesso io non so se è un'utenza domestica o un altro tipo d'utenza magari, però ricalcoli per 1200 euro mi sembrano esagerati. Quindi c'è un problema. Cosa si può fare? Allora anche qui un reclamo direttamente alla compagnia fornitrice chiedendo delucidazioni in merito al ricalcolo, dopodiché con le fatture precedenti e con quella che presenta il ricalcolo effettuare tutte le i vari conteggi per vedere se effettivamente vi sono state delle criticità prima o comunque dopo la fatturazione. Chiaro. Allora, comunque consiglio di rivolgersi direttamente a un'associazione e di effettuare il reclamo, assolutamente sì, per bloccare i termini e soprattutto perché così se vi sono delle fatture che non vengono pagate, le compagnie poi hanno anche il diritto di sospendere la fornitura. Certo, in questo caso con l'acqua non lo so, però non lo fanno di sovente, però le compagnie elettriche ed energetiche e del gas sospendono la fornitura, per cui con il reclamo si chiede solitamente che ogni azione di autotutela da parte delle società volta al recupero del credito venga sospeso fino alla conclusione del reclamo stesso. Siamo arrivati al termine, non possiamo più andare avanti, ma ci sarebbero tante voci. Dicevo quello del mutuo, la rata mensile non deve superare il 33% del reddito, sì, e confrontare le offerte anche delle banche diverse. Il mutuo migliore è quello con il TAEG più basso, e dopo ci si parla di prestito personale, di telefono fisso e internet, RC auto, di acquisti, attenzione, insomma la somma si arriva a un risparmio totale di 4.357 euro, essendo molto oculati. Per sapere di più visitate il sito www.adiconsumveneto.it, chiamate o scrivete a veneto@adiconsum.it e c'è il numero di telefono, insomma trovate tutto, abbiamo visto nella scheda, 041 533 08 32 o 08 33. Esatto. Allora Presidente, io la ringrazio. Ringrazio lei. Grazie, è stata qui con noi, di averci illustrato le tantissime opzioni. Io spero che voi le ascoltiate, riascoltate la trasmissione e replica sul nostro sito. E a questo punto buon proseguimento alla prossima settimana con altre importanti strategie e altre interessanti novità e accorgimenti. Buon proseguimento.